Buonasera amici del Rugby House, ben trovati. Dopo una settimana di pausa, eccoci qui per parlare di rugby durante non una settimana, ma la settimana pre-derby. E sembra quasi una barzelletta. Abbiamo un padovano, un rodigino e un rodigino a metà fra Padova e Rovigo. Per cui insomma rispettiamo la par condicio della settimana e analizziamo questo match che avrà luogo fra 2 giorni qui allo stadio Mario Battaglini, ovviamente il derby d'Italia tra Femici Z Rugby, Rovigo Delta e Petrarca Padova. Polesinerugby.com, ciao Umberto, benvenuto. Buonasera a tutti. Dal mattino di Padova abbiamo Simone Varroto. Buonasera a tutti. E ovviamente Rocco Salvan, tecnico allenatore. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Allora, abbiamo un po' scherzato all'inizio Umberto, ma insomma abbiamo voluto dare questa visione ampia del match, perché era giusto così, no? Un derby molto particolare, noi arriviamo da una sconfitta a San Donà, Petrarca è bello pimpante, cosa sarà? Se me lo chiedi sabato alle ore 17:30 te lo dico. Gente simpatica qui a fianco. Quindi Umberto Adamus non esiste? No, assolutamente. Okay, qualcuno ha scritto che ho la sfera magica per l'anticipo degli arbitri, delle designazioni arbitrali, non è sfera magica. Infatti, però ho ottenuto il risultato, hanno anticipato ad oggi la comunicazione invece di domani. Ecco, vedi. No, partita come sempre sentita, partita molto particolare, una gara che, si voglia o no, anche nella povertà del nostro rugby è diversa dalle altre. Speriamo che questa settimana, questi 10 giorni, 15 giorni di riposo abbiano conferito e abbiano consentito di recuperare a pieno le forze mentali, perché a San Donà penso che sia stata solo ed esclusivamente una questione di testa, perché se dovessimo ripetere una prestazione del genere sarei ancora più pesante dei vergognosi e ridicoli che ho messo a fine del mio pezzo. Di cui si è discusso abbastanza, è stato quello più cattivo di tutti. Sì, ma possono discutere, forse anche perché ero l'unico che era là, cioè questo è l'eterno problema, anche a Colorno scrivono Colorno trattino e poi c'ero solo io. Vabbè, no, questo non è per fare il presuntuoso, l'antipatico ad oltranza, però se si guardano le partite, va bene, in streaming o leggono il comunicato stampa, a San Donà è stata una cosa, tu c'eri, penosa, indecente, non so come definirla. Abbiamo fatto grande un San Donà normale e noi siamo sembrati la squadretta dell'oratorio. Quindi questi 10 giorni potranno far bene alla testa dei nostri ragazzi. Simone, questo derby a Padova cosa dicono? Tu sei arrivato qua già col sorriso e questo un po' mi inquieta, quindi devo capirla un po'. Ma sai che anche noi abbiamo, insomma, chi ama mettere le mani avanti e lanciare un po' così di provocazioni. No, molto semplicemente in una chiacchierata che abbiamo fatto la settimana scorsa, appunto dopo la buona vittoria del Petrarca sulla Lazio, Cavinato, insomma, gli ho fatto la domandina perché si lamentava un po' del fatto che non avessero corso e attaccato bene per 80 minuti. Gli è bastato un tempo, 5 metri, il secondo tempo hanno amministrato. Giustamente ha detto contro squadre più attrezzate, quando la posta in gioco è alta, la cosa non te la puoi permettere. Per esempio con Rovigo, Però mi dice, penso che saranno loro a dover fare la partita contro il Petrarca in questa situazione. Noi adesso li abbiamo scavalcati, abbiamo 3 punti in più, abbiamo recuperato quasi tutti gli effettivi, abbiamo veramente la possibilità di fare turnover intelligente, scegliere partita per partita chi far giocare, sempre al massimo della motivazione, c'è una bella concorrenza interna e la squadra è salda, insomma pronta a questa partita. Rocco, hanno parlato 2 giornalisti e adesso tocca a te. No, sono pienamente d'accordo, credo che sia particolare come partita perché non è tanto il risultato sportivo di sabato la cosa importante. Credo che questa partita invece lascerà degli strascichi, lascerà degli umori che poi andranno inevitabilmente, a mio avviso, ritrovati in semifinale. E quindi questa partita è importante in virtù proprio della semifinale. La prima è tanto avanti, difficilmente sarà ripresa. La quarta, che forse è l'unico dubbio di chi sarà la quarta, è tanto indietro e non arriverà mai. Credo che l'accoppiamento per la semifinale sia fatto e il match di sabato sarà importante in virtù proprio della fine del campionato. Ecco, Umberto, facciamo un passo indietro, si parlava prima di San Donà, quindi devo fare anche un po' una contestualizzazione di quanto è successo al Pacifici. Tu hai detto siamo entrati, o meglio non siamo mai entrati in campo, specialmente nel secondo tempo.
Sì, prima dell'inizio della partita c'erano 2 persone in tribuna stampa a fianco a me, poi l'hanno ricordato a fine partita, ho visto entrare la squadra, sembrava così, stessero andando a una scampagnata, ho detto guarda che non ci sono proprio, e in effetti non ci sono mai stati perché non abbiamo avuto possesso territoriale, non abbiamo avuto possesso di palla, abbiamo segnato una meta tecnica e 2 mete su chiari errori loro. Nel secondo tempo non siamo mai stati nella loro metà campo o ci siamo andati per caso, quindi è una situazione molto imbarazzante, forse la peggior prestazione, anzi senza forse, del Rovigo di quest'anno, quindi spero che peggio di così non si possa andare. Ecco Simone, come è stata vista la sconfitta di Rovigo Sandona Sponda Petrarca? Ma guarda, molti hanno detto, insomma, in base a quello che hanno visto in streaming. Non fare il padovano, con molta gioia si dice. Con molta gioia. Sì, una volta tanto. Allora, distinguiamo, cioè, Okay. chi l'ha vista in streaming sicuramente ha visto un Sandona più sul pezzo, ecco, poi senza entrare nei dettagli. Dalla tribuna del Petrarca era un delirio ogni volta che si sentiva l'aggiornamento, cioè nel secondo tempo Petrarca-Lazio era diventata una scusa nell'attesa di sentire gli aggiornamenti e giustamente insomma hanno festeggiato e applaudito per Bene. il sorpasso. Rocco, da un punto di vista tecnico, questi passaggi a vuoto, queste partite un po' così che in realtà non hanno non dico non hanno una motivazione, ma hanno delle motivazioni extra tecniche, come vanno risolte, come si possono risolvere? Ma vanno risolte semplicemente riportando un po' il focus dei ragazzi su quello che è l'obiettivo, su quelli che sono appunto gli obiettivi di stagione e comunque per esperienza sia da giocatore che per i pochi anni da allenatore di solito c'è sempre il rimbalzo, no? Sia nella grossissima prestazione, dopo la grossissima prestazione arriva sempre una prestazione un po' inferiore e come il contrario, per cui da questo punto di vista credo che insomma se è stato un episodio, quello di Rovigo, più di tanto non c'è da preoccuparsi. Poi comunque lo sappiamo tutti, il derby porta stimoli, porta la concentrazione a livelli altissimi, per cui probabilmente quello che è successo la settimana scorsa sia per Padova che per Rovigo è già sparito dalle teste dei giocatori. Andiamo subito al Pacifico a vedere quanto è successo 10 giorni fa e poi rientriamo ovviamente per parlare di derby. Buon pomeriggio amici Vali, benvenuti allo Stadio Pacifici di Sandona, 11° turno del campionato d'eccellenza 2016-2017. La FMCZ Rugby Rovigo Delta fa visita al Sandona in questo match, in questo ulteriore derby veneto. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon rugby come sempre. Ci sono anche Tonetto, Favero e Merendino, sono gli assistenti del primo fischietto. Buono flood di Keanu Upperley per Roscoe McCann che ritorna nello starting 15 della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Buono Lucio Rodriguez, cerca continuità, scivola il pallone in avanti. Sì, Lupini fa della fisicità come Bertetti una delle sue caratteristiche principali. Primo calcio di Stefan Basson, parte Ambrosini centrale, sembra buona la direzione, buona la potenza, bandi in linea su, 3 pari. Rispetto al precedente tentativo parte l'apertura sandonatese. E anche stavolta in fila, per cui Sandona passa in vantaggio quando palla che rallenta un po'. Ambrosini, attenzione al largo, Agbasse è pronto a riceverlo, Sì, Vale, 2 bisogna contro scalare. 1. Falsa perla, bravo Mbuche, bravo Roscoe McCann, attenzione Iovu, ancora Pino, in mezzo. Guarda come falca Vessel. Sì, Stupenda di meta, Vessel. stupenda, purtroppo il cartellino giallo. Permettimi di dire Antonio, qui c'è anche la conversione, però attenzione perché Sandona si sta distendendo bene. Bravo Edo Ruffolo, Mamma che legge mia, che perfettamente lettura. lo Vai, scarico, Edo, muove guarda le che faccata da gambe, muove le gambe, quattrocentista. Iovu non Buttati a riesce a sinistra, riprenderlo. buttati a sinistra, buttati a Attenzione, sinistra. falsa perla, Non mi ha arriva la ascoltato meta. perché era sicuro della sua falcata. Probabilmente si sentivano più sicuri lì, una grandissima lettura da parte di Ruffolo che Accessibili, non facili, accessibili a Calvisano e Petrarca. Intanto Ambrosini, paghi veramente l'indisciplina. PJ Parker la prende, avanza il pack rosso-blu, avanza il pack, meta tecnica per Rovigo, Una meta di penalità che Basson porta a 7, quindi placcaggio forse alto su Jacques Monberg. Mamma mia che palla, brutta palla,
Tanto c'è problema, attenzione Jovu, centrale, Meta in mezzo ai pali, grande disattenzione di Rovigo. Intanto Ambrosini, non in una maniera proprio ortodossa, Sandonà, pallone che esce, Ambrosini muove per Jovu, attenzione al largo, 2 contro 1, Meta, Sandonà con Matteo Falsaperla. E tra l'altro segnature del Sandonà. La presa di PJ, adesso con tutta la nostra forza, cade l'ovale, attacca Alberto Chillon che prova ad andare, bravo Alberto Chillon, bravo. Adesso il punto di bonus è sul destro di Stefan Basson, con tutta la difesa del Sandonà che saliva, Chillon ha trovato il varco giusto. Prova al drop, vediamo. E qui la decisione di non calciare e giocare, Antonio. Joe McDonnell dice di non trasformare. Loop, Lucio, Leo, fuori Guido e finisce la partita. Un secondo tempo totalmente bianco-azzurro, vittoria meritata. Bentornati in studio, parliamo di derby, il derby di sabato, 2 giorni scarsi, si comincia alle 15, per cui mi raccomando venite tutti allo stadio. Prima chiedevamo a Simone Varroto come la tribuna insomma, viveva la partita di Sandonà, adesso volevo chiedere a Rocco, voglio dire, tu sei dentro lo staff del Petrarca ovviamente con altre competenze rispetto alla prima squadra, ma ti punzecchiano ogni tanto? No, vai, io ormai poi per me è un'abitudine, là ogni tanto qualcuno mi ricorda che sono vicino e qua non mancano di ricordarmi che mi sono venduto a Padova, ma per me non è assolutamente un problema, sono veramente sereno. Ti ha redento un verbo. Ah, ok. Che differenza fa viverla di là o di qua? Da giocatore sto parlando. Di qua ci sono molte più pressioni, è inevitabile, cioè, qua è molto più sentito, anche se con gli anni è scemata un po' la cosa anche di qua. Di là sì, il derby lo senti, ma fondamentalmente pressioni grosse non ce ne sono. Qua invece non è facile, soprattutto nelle stagioni dove ci sono delle aspettative, dove comunque magari la squadra è buona e la gente aspetta qualcosa di importante. Rovigo, concordo con quello che diceva Andrea Cavinato, Rovigo sicuramente che deve fare la partita sabato, un po' per la prestazione di Sandonà, un po' perché è campione d'Italia in carica e un po' perché comunque in prospettiva della finale di stagione bissare il successo già fatto a Padova potrebbe essere una cosa importante. Questo dover fare la partita ti crea anche delle tensioni che non sono facili da gestire. Tu dicevi vincere nuovamente col Petrarca potrebbe creare comunque una scia di conseguenze non indifferente. Sei d'accordo, Simone? Sì, psicologicamente a quel punto Rovigo verrebbe insomma a trovarsi in netto vantaggio, voglio dire, vinci 2 scontri diretti, all'andata non era sicuramente favorito Rovigo per come si era presentato e alla prova dei fatti ha dimostrato invece e di saper mettere il bastone tra le ruote al Petrarca. Ricordiamoci in Ischia con tutta quella polemica poi innescata da Cavinato sul tipo di ingaggio da parte di Jacobi in particolare, molto fruttuoso per Rovigo. Come allora molto si deciderà lì davanti, credo. Petrarca ha molti ricambi, adesso ha recuperato quasi tutti, ha tra l'altro alcuni giocatori che hanno potuto farsi le ossa nella seconda squadra, cioè riprendere il loro cammino dopo magari un infortunio nella seconda squadra allenata da Rocco, Borean, Vannozzi, Delfino, sono tutti molto in forma, carichi, quindi lì davanti c'è ricambio, bisognerà vedere poi perché comunque ci sarà anche il lato così agonistico e proprio di puro spirito che Rovigo ha sempre avuto un po' di più. Petrarca ovviamente la sente la pressione, ma è una pressione da spogliatoio, cioè quando varchi i cancelli della Guizza in questa settimana lo senti, appena esci non è che hai la gente addosso. Qui a Rovigo sono sicuro che
ognuno andando a passeggio in centro o incontrando gli amici si sentirà fare la domanda sul derby. Ecco, tra l'altro Simone ti volevo proprio chiedere degli effettivi disposizioni che ha Vinato, perché sono usciti un po' di infortunati nell'ultima sfida con la Lazio, tra cui anche Ragusi. Bernini era indisponibile, ritornerà disponibile? Bernini so che è in Bettin. recupero ma non dovrebbe essere disponibile. Bettin è uno di quelli che potrebbe rientrare. Tieni presente che comunque anche fra i tre quarti c'è molta scelta attualmente. Molti dei giocatori che sono stati impiegati in sostituzione hanno fatto bene nell'ultimo periodo, per cui è rientrato tra l'altro un Benetti, provato sia a centro sia apertura, Fadalti ha giocato bene contro Viadana, insomma ci sono veramente tante opzioni. Io veramente di chi sta fuori, cioè, attualmente è un problema minore. Vedo anche in seconda linea dove c'era qualche perplessità, tanto che si parlava in gennaio di poter tornare sul mercato, alla fine invece va bene così, insomma. Anche Flammini recupererà? Flammini anche lui è pronto a tornare, ma non credo che tornerà per questa partita. Ecco, insomma. Umberto, visto che tu hai certificato la tua presenza a Colorno, a Colorno è entrato Joe Van Niekerk, raccontaci un po'. Joe l'ho visto molto bene, fisicamente a posto, tanta voglia di giocare, ed è un Joe diverso perché ha persino passato la palla. Quindi no, questo la dice lunga. No, l'ho visto bene, l'ho visto anche l'ho seguito in allenamento l'altro ieri e veramente mi sembra pronto per entrare. E questo è un dato importante per Sì, Rovigo. il resto della squadra si è mossa, considera che il primo tempo c'era buona parte dei titolari, qualcuno era a casa tipo Stefan per la nascita Uroni a lui e sua moglie e il bambino, e qualcun altro che era a riposo precauzionale, però ecco, insomma, non si è mossa male. Simpatico anche il secondo tempo per alcuni dei ragazzi della 18 e anche della 16. Le sembra un certo brivido, no, Rocco, andare dalle giovanili alla prima squadra, sebbene sia magari comunque un incontro amichevole? Sì, perché credo che comunque Te lo ricordi l'obiettivo è arrivare là, no? E per cui giocare con la prima squadra è sempre Come è un motivo di successo? orgoglio. Raccontaci un po' la tua. Ma la mia è stata un po' sofferta perché avevo avuto la possibilità di debuttare l'ultimo anno di giovanile per una serie di problemi, proprio di infortuni. L'ultima partita mi è stato chiesto di andare in panchina e il buon Lello mi ha stoppato, mi ha detto no, guarda, tu pensa a studiare che poi magari il prossimo anno vedi se ci riesci. E infatti sono andato l'anno dopo. Bene, allora facciamo una cosa, adesso andiamo a vedere le news che arrivano dagli altri campi d'eccellenza, poi rientriamo e cerchiamo un po' di capire quali saranno i punti su cui si lavorerà per vincere questo derby d'Italia di sabato prossimo. Match da semifinale scudetto, si sarebbe detto ad inizio stagione ad occhi praticamente chiusi, perché Calvisano e Mogliano, semifinaliste da uno fisso, lo sono ininterrottamente dal 2012. 5 stagioni ai piani nobili del massimo campionato, con 3 titoli in bacheca per i bresciani ed 1 per i moglianesi, giusto per dire. Tempi e contesti differenti rispetto alla stagione in corso, con i gialloneri di Brunello armata inattaccabile in beata solitudine al vertice della classifica e Mogliano alle prese con lo scotto di un ricambio generazionale e con un saldo infortuni oggettivamente più complicati del previsto. Il match del Quagge in ogni caso si presenta ricco di spunti a partire dalla fame di risultati dei bianconblu, che in casa possono e devono puntare allo scalpo pesante, in primis per fare punti ma anche per i riflessi psicologici che ne deriverebbero quando la stagione sta entrando nella sua fase più delicata. In serie positiva da 2 turni consecutivi, la squadra di coach Aigner è infatti di rincorsa verso quel quarto posto che sembra destinato fino all'ultima giornata ad una gara a 4 con Fiamme Oro, Viadana e Sandonà, a 4 lunghezze dai cugini del Piave, che proprio nell'ultimo turno hanno piazzato il colpaccio contro i campioni d'Italia del Rovigo, scavalcando temporaneamente i mantovani per uno strano disegno del destino, avversari della Lafferta allo Zaffanella nella stessa giornata. Proprio la concomitanza con la partita di Viadana, che in caso di successo sandonatese produrrebbe un piccolo strappo ricucibile poi solo a fronte di troppi elementi intrecciati, rende gli 80 minuti di sabato davvero significativi. Lo staff revigiano, che ha perso il capitano Filippucci fino a fine campionato e con lui il leader riconosciuto del PAC, punta al ricalco del 15 uscito bene dall'ultimo test, con la coppia Renata Idrizzi candidata alla cabina di regia e l'argentino Almela schierato ad estremo, mentre davanti Ferrarini, che da qualche tempo si sta mettendo alla prova come tallonatore alla corte della
della Benetton Treviso in vista di una potenziale conversione in ottica Pro 12 già dall'anno prossimo, si conferma numero 8. Arbitra il romano Mecconi, con squadre al kick-off alle ore 15. Ciao a tutti, riprende il campionato con le Fiamme Oro che si apprestano a vivere una sfida davvero importante, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché affrontano Reggio Emilia, che è a soli 5 punti di distanza dal sesto posto che attualmente occupano le Fiamme Oro in classifica, e secondo poi perché c'è Sandonà contro Viadana, in particolar modo si gioca a Viadana, quindi Viadana contro Sandonà, sfida per il quarto posto che diventa quindi apertissima, perché qualora dovesse vincere il Viadana, le Fiamme Oro si ritroverebbero quinte ad un solo punto dalla zona playoff, e quindi campionato incredibilmente aperto per quel che riguarda la quarta piazza, e Fiamme Oro che dopo l'ultima vittoria contro il Viadana non si possono permettere assolutamente di fare un altro passo falso da questo momento in poi. Come abbiamo già detto anche in passato, per la squadra di Casellato ci sono solo finali da giocare, solo vittorie da portare a casa. Ultima parte di Rugby House, entriamo nello specifico appunto di questo match, dalle 1000 sfumature, dai 1000 valori, dalle grandi aspettative. Allora Umberto, ti chiedo, poi ovviamente anche agli altri ospiti, punto forte e punto debole del Rovigo intanto. La Mischia è il punto forte, la TUS è il punto debole. Simone? TUS punto forte sicuramente del Petrarca. No, ti chiedo di Rovigo adesso. Ah, scusami, sì, di Rovigo. Sì. Guarda, io penso di allinearmi a Umberto, nel senso, all'andata ho visto un Rovigo unica squadra capace di mettere in crisi il Petrarca davanti, neanche Calvisano ce l'ha fatta fino a quel punto. Punto debole, secondo me rischia di poter perdere la testa nel caso andasse in svantaggio, perché il Petrarca sa essere molto cinico e a quel punto devi giocartela su ogni pallone, diventa problematico. Rocco? Io credo che il punto forte di Rovigo sia la qualità dei giocatori, dei singoli giocatori. Secondo me probabilmente a livello di rosa è la squadra più completa d'eccellenza. E il punto debole potrebbe essere la coesione, cioè l'essere veramente squadra, l'essere veramente gruppo anche nei momenti di difficoltà. Quindi adesso giriamo un po' sponda. Umberto, punto forte e punto debole Petrarca. Ma la TUS, come stava dicendo Simone, per quello che ho visto io in partite, considerato che c'è questa possibilità in streaming di rivederle, e avrei un po' paura del movimento dei tre quarti, in considerazione della difesa che facciamo noi. Quindi tu dici TUS e tre quarti pericolosi. Sì. Non dimenticando che ci saranno probabilmente grossi problemi col meteo. Punto debole Petrarca? Umberto, punto debole Petrarca? Nei nostri confronti forse la Mischia. Ok, Simone? Guarda, sicuramente, dicevo non a caso, la TUS, il Petrarca ha dimostrato di avere tante buone opzioni, è un Saccardo che in questo momento è anche in stato di grazia, la orchestra molto bene, legge in base alle zone del campo le chiamate migliori. Punto di debolezza in questo momento probabilmente qualche calo di tensione, ecco. Io non so se sia stato legato in particolare nell'ultima partita al fatto che la Lazio ormai era già battuta e comunque sappiamo non è una squadra di pari livello, però penso anche col Viadana ma anche con Calvisano, partita in cui il Petrarca comunque se l'è giocata fino all'ultimo, ha pagato alcuni cali di tensione, alcune disattenzioni in momenti in cui bisognava essere molto molto attenti. Rocco? Allora, per me il punto forte del Petrarca è la grande organizzazione e la consapevolezza di cosa fanno in campo dal primo all'80° minuto, che rispetto agli anni scorsi gli ha fatto portare a casa dei match importanti e che ha consolidato un gruppo di ragazzi che è cresciuto in questi anni. Il punto debole probabilmente è che magari messo sotto pressione, sotto grossissima pressione, il derby ti mette sotto pressione, qualcuno di questi ragazzi ancora una volta possono un attimino ritrovarsi in difficoltà.
Quindi stiamo dicendo che Rovigo potrebbe andare sotto pressione se gli vengono tolte le sicurezze tecniche, mentre il Petrarca potrebbe andare sotto pressione da quelle ambientali. È così? Interessante questa valutazione, no Umberto? Poi c'è una componente in più per il Petrarca. Cioè? Andrea Cavinato. Bisognerà vedere i suoi umori nel corso della partita, perché è molto condizionante. Quindi. Poi comunque anche la questione meteo, cioè con un tempo pessimo di tipo celtico bisognerà impostare la partita in modo un po' conservativo, un po' più sparagnino, insomma. Allora, anche se i derby non sono mai stati così, proprio, però insomma un po' di piede in più, un po' di tattica in più, quello sicuramente. A proposito di questo, Rocco, se tu fossi allenatore del Petrarca cosa faresti? Se tu fossi allenatore del Rovigo come imposteresti il match? Con questa Rocco non viene più. No, ma guarda, intanto se fossi allenatore di una delle due squadre probabilmente avrei una settimana veramente pesante, dormirei poco questa settimana e credo che entrambi gli allenatori lo faranno, però lo trovo un po' difficile da dire perché non conosco bene i giocatori cardini, i giocatori chiave delle due squadre. Da una parte Nicora, che secondo me è un giocatore importantissimo per l'economia del gioco del Petrarca, e dall'altra parte un po' i vari Stefan, compagnia, sì, li ho visti giocare, ma non so come potrebbero essere gestiti per portarli poi alla partita nel migliore dei modi dal punto di vista psicologico. Io sono convintissimo che la testa sarà quella che farà la differenza e poi se la testa per entrambi sarà al top, è una partita che si gioca punto a punto, è una partita che magari verrà decisa da un episodio, però prima di arrivare al punto a punto la componente mentale è una cosa fondamentale per una partita così. È anche vero, come dicevate prima, che per Rovigo vincere la seconda sfida col Petrarca sarebbe importante da un punto di vista proprio così di approccio e di bilancio contro i ragazzi di Cavinato. D'altro canto, se dovesse vincere il Petrarca stesso, c'è il rischio che nel giro di 2 settimane, 3 settimane, il Petrarca vada a più 11 sul Rovigo, perché comunque sei già a più 3. Calvisano dopo? No, abbiamo noi Calvisano dopo. Calvisano. Appunto, per quello che vai più 7, più 11. Esatto. Sì, anche se poi ci sono 2 partite con Lazio e Piacenza che insomma sono tutte di tutto. Però a livello mentale, tu scotti la testa, Rocco, di tutta tranquillità. Non conta niente perché comunque la semifinale secondo me è scritta. Cioè non è tanto il più 10, più 11, più 1, meno 3. Sì, 2, 3 sono. Però neanche le 2 sconfitte. Cambia solo dove si gioca. Le 2 sconfitte è più un discorso personale. Ecco, probabilmente è la cosa delle due sconfitte, anche se, ripeto, dipende come vengono le 2 sconfitte, perché io sono convinto che la sconfitta dell'andata non abbia lasciato scorie nella testa dei padovani, ha lasciato piuttosto una voglia di rivalsa, una voglia veramente di tornare a confrontarsi con Rovigo. La seconda sconfitta potrebbe invece lasciare qualcosa, ma ti ripeto, dipende come viene la seconda sconfitta, dipende come viene. Simone? Sì, diciamo che la sconfitta dell'andata sicuramente non ha lasciato un complesso di inferiorità al Petrarca, casomai molte recriminazioni, sicuramente una bella strigliata su alcune cose alla squadra che ha risposto in modo egregio, insomma questo è un altro test. Come diceva Rocco, conterà molto anche poi l'entità del risultato, cioè se dovesse arrivare una sconfitta per poco restiamo ancora nell'ambito del ho buttato via una partita, cioè certo, errori che ti hanno condizionato, ma altrimenti insomma potrebbe anche scattare qualcosina in più. Certo che se il Petrarca dovesse vincere, insomma, il secondo posto non glielo leva più, per quanto... Sì, beh, questo sicuro è a sto punto. Meglio la seconda in casa per Rovigo, seconda in casa per Padova, com'è che è? Su una semifinale sto parlando, non conta niente neanche per te. Io non ho mai capito questa cosa, forse Umberto ne sa qualcosa in più. Considerato quello che è successo negli ultimi anni, sì. No, direi che qualsiasi pensiero può andare bene. Abbiamo perso in casa, abbiamo riperso in casa, poi abbiamo vinto, non cambia, non è quello, il problema è come ci arrivi. Sabato probabilmente è una svolta a livello testa,
Se perdi, e perdi anche a Calvisano, l'ambiente comincerà ad avere dei problemi. Se vinci, perdi a Calvisano, non cambia niente, però ti porti avanti più tranquillamente. Ci sono ancora 6 partite dopo. No, certo. Quindi non è, si fa tempo con un'altra pausa e via, si fa tempo a dimenticare, a mettere da parte. Tanto sono convinto anch'io che il secondo e terzo posto non sono in discussione per nessuno. Il primo nemmeno per il Calvisano, il quarto sono troppo lontani. Sarà solo da stabilire se giochiamo qui la prima o qui la seconda. E che per voi però è indifferente? Ma anche per me. Ritorno in casa, ritorno... Simone, sei d'accordo tu? Non cambia molto. Leggero vantaggio se dovesse essere secondo. Guarda, il Petrarca è apatico, va bene, è apatico sia in un caso che nell'altro. Ok. Proprio non cambia niente. Quindi per il Rovigo è partita grossa al plebiscito, partita grossa qua. Basta. No. Vi faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo perché mi dicono che siamo già abbastanza avanti. Quante rack vedremo, se vedremo delle rack sabato o nel proseguo comunque dei campionati? Adesso non voglio limitarla alla partita di sabato. Farà scuola secondo voi questa difesa? Io spero di no. Ma spero di no. Magari in qualche campionato inferiore che vogliono fare. Ma se ci provano poi vedrai che i nostri arbitri fischieranno tutto, va bene. No, ecco, anch'io penso che sarà curioso vedere proprio come gli arbitri nostrani interpreteranno certe situazioni. Poi fermo restando, è tutto da dimostrare che le squadre vogliano mettere in piedi una tattica difensiva magari rettizia in certi momenti o contro certe squadre, sicuramente rischiosa. Se quando tu ti esponi sull'asse o attorno al raggruppamento, a me hanno insegnato che raccogli la palla e vai, cioè, i bambini dell'Under 6 o dell'Under 8 questo lo imparano subito, cioè se non ti contestano sul punto vai dritto, prendi su, vai. Rocco? Secondo me è un discorso di regolamento. E io ho rivisto la partita, l'ho rivista a rallenti, sono andato sullo specifico su tutti i punti di incontro dove l'Italia ha fatto questa difesa e per me più o meno sulla metà era calcio contro l'Italia, perché è vero che non c'era la rack, ma è vero anche che tante situazioni prima di cadere era una mule, perché erano 2 inglesi legati contro un italiano che li portava a terra. Quindi quella è una mule che determina comunque le regole delle linee del fuorigioco. Per cui però, solo 1 contro 1 che può... Se 1 contro 1, sì, allora è un discorso, ma già con il secondo uomo dell'attacco già là è un grosso problema da gestire. Ma credo che sia stata sicuramente un'intuizione che va però un po' contro le regole di questo gioco. Le regole finora, e abbiamo visto anche gli ultimi anni dove le regole sono cambiate, sono sempre state a favore del gioco, a favore dello spettacolo e a favore del movimento, e credo che correranno ai ripari con questa situazione. Allora, se mi consenti, è un'ulteriore dichiarazione pubblica di inferiorità. Cioè, cerco di mettere in pratica questo mezzuccio consentitomi dal regolamento per evitare di prendere 60-70 punti. Perdo lo stesso, vabbè, ma non è stata una gran figura, anche se ci siamo un attimo beati, va bene, durante la partita. Io l'ho vista proprio come un'ulteriore dichiarazione di manifesta inferiorità. Punto. Sì, e anche di intelligenza comunque, del saper cogliere di sorpresa uno come Eddie Jones, voglio dire, tanta roba, complimenti. Sono italianizzati. Io l'ho trovato un buon modo per adattarsi, magari sporadico, cioè io non vorrei che diventasse questa la linea difensiva dell'Italia e non credo che sarà così, cioè voglio dire, valutato l'avversario, se io faccio pugilato e ho un avversario che ha un braccio mezzo metro più lungo del mio perché è 2 metri, sicuramente dovrò trovare un modo per andargli sotto e colpirlo, cioè voglio dire, capisco che magari Umberto sia un po' scosso dal fatto che ti dichiari già perdente magari sui punti d'incontro, ma cioè, il rugby è bello perché lo puoi interpretare in molti modi, cioè, a me vedere una squadra che boom, 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 1 contro 1 e va a battere come molto del rugby che si è visto negli ultimi 15-20 anni, posso dirti neanche a me. Però hai visto che nel secondo tempo il senso del gioco. Simone, hai visto che nel secondo tempo hanno preso le contromisure e lì è finita. Ma infatti dico, allora, dai, secondo me non è una tattica proponibile a lungo termine, cioè ti esponi troppo. Va bene così. È stato bello, adesso guardiamo oltre, insomma. Ok, è stato bello essere con voi, grazie Umberto. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie Simone. Grazie a tutti ancora. Grazie Rocco. A voi, grazie.
Sabato ore 15, qui il Derby d'Italia, allo stadio Mario Battaglini. Buonanotte.